Francesco Miazzi, Comitato Lasciateci Respirare. Una manifestazione in San Bortolo per cosa? Per protestare contro il progetto di costruzione di un nuovo impianto a biogas di 1 megawatt che dovrebbe funzionare con i residui di macellazione, con gli scarti, gli animali morti, i gusci d'uovo, fanghi e quant'altro. È un impianto che andrebbe ad essere costruito a ridosso di Agricola Bellica, un'azienda di macellazione polli che già qualche problema aveva dato ai residenti per quanto riguarda i fenomeni di emissione in particolare di odori e degli scarichi idrici. Questo impianto si troverebbe a ridosso del centro abitato, a qualche centinaio di metri dal centro abitato, e ovviamente tutti i residenti non accolgono positivamente un impianto che, ricordiamo, per produrre energia elettrica appunto andrebbe alla combustione di questo biogas, e le emissioni equivarrebbero a un insediamento di circa 3.500 abitazioni di 100 metri quadri. Noi comprendiamo bene che questo nuovo impianto all'interno di un'area che è già classificata come un'area ad alto rischio per quanto riguarda la qualità dell'aria non farebbe altro che peggiorare la situazione. Un impianto come questo all'interno di questo territorio potrebbe poi dare il via alle decine di altre richieste che sono presenti, quindi c'è una ferma opposizione. La manifestazione di sabato, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone, tantissimi residenti con le loro famiglie, i loro bambini eccetera, per dire che non vogliono questo impianto e che ci sono metodi alternativi per lo smaltimento dei residui di rifiuti. Quali le prossime mosse? Abbiamo fissato un nuovo incontro all'interno della frazione e probabilmente si andrà in regione, visto che la regione ha già dato un parere favorevole attraverso la commissione VIA, perché questo impianto non sia autorizzato e quindi che la popolazione possa vivere tranquillamente ai prossimi anni.